Bene, buongiorno, diamo inizio alla seduta del Consiglio, quindi dichiaro aperta la 32esima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione alcune copie del processo verbale della seduta numero 30. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. Ha chiesto congedo per seduta antimeridiana il consigliere Zilli, il congedo è concesso. Passiamo quindi all'ordine del giorno con le interrogazioni a risposta immediata. Allora, l'assessore vicepresidente Bozzonello chiede di rispondere dopo lo svolgimento dell'assessore Santoro. Non c'è l'assessore Santoro, c'è l'assessore Panaritti, alla quale, se è d'accordo, farei intanto evadere subito con l'IRI presentata dal consigliere Gabrovec, l'IRI numero 67. Prego, consigliere Gabrovec. Hvala, predsednik. Bom posegel v slovenščini tudi zato, ker odbornica Panariti odlično obvlada tudi slovenski jezik, tako pasivno kot aktivno. Pravzaprav vprašanje, ki ga tokrat postavlja, sem že postavil prejšnjim odbornikom Molinaru leta 2010, ko se je pojavil podoben problem. In sicer gre za vprašanje delovanja deželne službe za šolsko in poklicno orientacijo, ki na deželnem območju deluje preko 6 centrov in opravlja dragoceno vlogo pri spremljanju, svetovanju in usmerjanju mladih na poti šolskega in poklicnega izpopolnjevanja. Jasno je, da to vrstna služba, ki deluje v tesnem stiku s šolami, z dijaki in z družinami, glede na prisotnost šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, Goriškem plus še dvojezična šola v Benečiji, to vrstna služba mora opravljati svojo dragoceno vlogo tudi v slovenskem jeziku in sicer s pomočjo profesionalcev, v glavnem so to psihologi, ki odlično vladajo slovenski jezik in poznajo slovenski kulturni svet. Dogaja se, da to vrstno vlogo spremljanja, svetovanja, usmerjanja za šole s slovenskim učnim jezikom je opravljala deželna uslužbenka, dr. Zdenka Prebil, ki pa se je leta 2007, se pravi kar pred 6 leti, upokojila. Od takrat, od poletja 2007 vse do danes je službo na nek način začasno krila pomoč dveh psihologin, ki sta sodelovali z deželo z raznimi oblikami začasnih pogodb. Že odbornik Molinar od leta 2010 je napovedal skorajšnjo objavo razpisa, ki naj bi omogočil zamenjavo dr. Prebilovo in torej dokončno ureditev službe, ki ne more biti prepuščena začasnim pogodbam. Dejstvo je, da vse do danes so še vedno začasne pogodbe, ne samo konec meseca, 30. novembra ponovno zapade pogodba s psihologinjo, ki je krila delovanje in službo v vseh nižjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem. S 1. decembrom dejansko v tako delikatnem času usmerjenja in svetovanja bi ostale slovenske šole, slovenski dijaki, mladi, slovenske družine brez vsake pomoči in brez vsakega svetovanja. Sprašujem zato deželno upravo naj nemudoma intervenira oziroma kako namerava intervenirati, da se vsaj začasno ponovno zagotovi kontinuiteto tovrstni službi. Hvala. Grazie consigliere, prego assessore Panaritti. Hvala lepa za vprašanje in da imamo možnost, da se pogovarjamo o tak pomemben problem. Continuo in italiano. In riscontro all'interrogazione riguardante il personale dedicato alle attività in lingua slovena, si conferma che al momento il servizio viene erogato attraverso 2 operatrici con contratto a tempo determinato e che uno di questi contratti è in scadenza il 30 novembre prossimo venturo. Nell'immediato e comunque nel periodo necessario ad espletare le pratiche amministrative funzionali a predisporre un nuovo rapporto contrattuale, il servizio potrà essere garantito attraverso l'altra psicologa
il cui contratto scade a dicembre 2014. La forma contrattuale flessibile, che prevede un impegno medio di 24 ore settimanali e la presenza di motivate esigenze di servizio, consentono di richiedere alla collaboratrice un maggiore impegno professionale settimanale. L'utenza di lingua slovena, frequentante l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e quindi più direttamente interessata alle attività di orientamento da realizzarsi nei prossimi mesi di dicembre e gennaio, viene quantificata in circa 300 studenti e tale numero risulta compatibile con l'impegno professionale di un singolo operatore, tenuto conto che non tutti gli studenti necessitano di un percorso individuale di consulenza e che anche gli operatori di lingua italiana seguono mediamente un numero similare o maggiore di ragazzi. Ricordo inoltre che il servizio di consulenza orientativa in lingua slovena viene affiancato dalla consegna ad ogni singolo ragazzo della guida in forma scuole, in edizione slovena, nella quale sono descritte tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado con lingua di insegnamento sia slovena sia italiana. In conclusione, fermo restando l'auspicio che si possa procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un operatore con lingua veicolare slovena attraverso una revisione del programma triennale dei fabbisogni professionali dell'amministrazione regionale, si comunica che nell'ambito del prossimo programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo, in fase di predisposizione, sono state comunque individuate le possibili azioni che ci consentiranno di assumere personale con contratto di collaborazione al fine di dare continuità anche ai servizi presso le scuole con lingua di insegnamento slovena. Inoltre, è intendimento del servizio competente di procedere all'istituzione di apposite liste di esperti ai quali attingere in casi contingenti. Grazie Assessore, prego risposta al consigliere Gabrovez. La ringrazio Assessore per la risposta. L'impegno in merito alle liste di professionisti esperti era stata esplicitata già dall'assessore Molinaro, ricordo nel 2010. Ecco, innanzitutto faccio appello alla nuova giunta regionale affinché dalle parole si passi davvero ai fatti. Anche il bando per l'assunzione a tempo indeterminato del psicologo, della professionista che segua le scuole slovene era stata preannunciata da Molinaro nel 2010 e poi nulla di concreto si è visto. Per quel che riguarda invece la soluzione da lei prospettata nell'immediato per quel che riguarda il servizio dedicato alle scuole con lingua di insegnamento slovena, mi risulterebbe che la professionista al momento impiegata attraverso i fondi del Fondo Sociale Europeo, una delle due, quella che non le scade il contratto appunto il 30 novembre, per contratto non sarebbe tenuta o non è chiamata a svolgere il servizio anche per quel che riguarda l'assistenza alle scuole medie inferiori. Fino ad ora seguiva soltanto le scuole superiori. Quindi la prego di verificare se effettivamente il servizio può svolgersi con l'ausilio di una sola professionista, considerato che in tutti questi 6 anni la Regione si avvalsa sempre dell'apporto di 2 professionisti che, ricordo bene, non erano impiegati a tempo pieno, erano professionisti con un impegno di un numero determinato, molto anche ristretto di ore professionali, con un costo anche davvero esiguo. Quindi io faccio appello nuovamente affinché si verifichi la possibilità di rinnovare l'impiego e l'impegno ad ambedue le professioniste, fermo restando che la soluzione va ricercata e trovata attraverso un bando per l'assunzione a tempo indeterminato. Quindi mi ritengo soltanto parzialmente soddisfatto e la prego appunto di verificare la fattiva bontà, diciamo, della soluzione prospettata. Grazie. Bene, grazie. Con questo allora si esaurisce le risposte dell'assessore Panaritti. Passiamo quindi al vicepresidente ed assessore Bozzonello, che ha una risposta, la numero 66, consigliera Frattolin. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Allora, vista la nuova normativa approvata il 6 agosto 2013, che riguarda disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea,
in tema di disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte dei cittadini dell'Unione, richiamato il comma che prevede che si adotti da parte del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo un decreto con il quale vengano individuati siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'attività di guida turistica, e preso atto che tale decreto verrà adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, e cioè all'inizio del mese di dicembre 2013, con questa interrogazione vogliamo sapere quali siano nel dettaglio i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che la Regione Friuli Venezia Giulia abbia intenzione di segnalare nei tempi previsti al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Grazie. Sì, grazie. Prego, Assessore Bolzanello. Grazie Presidente. La legge 6 agosto 2013 numero 97 articolo 3 comma 3 prevede effettivamente che un apposito decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, sentita la conferenza unificata, venga adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, al fine di individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. A tal fine gli uffici regionali si sono attivati per comprendere quali modalità dovranno essere seguite per includere i siti presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, in modo da poter correttamente segnalare la situazione al competente Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Sono stati quindi effettuati gli incontri con le associazioni maggiormente rappresentative delle guide turistiche e l'amministrazione regionale ha partecipato alle sedute della Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di coordinamento del settore turismo. Proprio nel corso di tali riunioni è emerso che il termine previsto dalla norma è da intendersi quale termine ordinatorio e non perentorio. Pertanto, considerato anche l'attuale situazione organizzativa del Ministero, al quale sono state trasferite con DPCM del 21 ottobre 2013 le funzioni in materia di turismo precedentemente attribuite all'apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto prima saranno attivate da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutte le possibili azioni al fine di qualificare a livello nazionale i siti regionali di maggiore interesse sotto il profilo storico, artistico o archeologico. In attesa di conoscere da parte del Ministero quali caratteristiche dovranno avere i siti in questione, si assicura fin d'ora che l'individuazione degli stessi verrà effettuata d'intesa con i servizi regionali coinvolti e con le associazioni di categoria delle professioni turistiche maggiormente rappresentative, anche per dirimere eventuali problematiche in tema delle specifiche competenze che devono essere riservate per legge per tali siti a soggetti in possesso di specifica abilitazione. La replica. Prego. Niente, prendendo spunto dalla questione dei treni per uso civile, diciamo così, per i passeggeri Civity, volevamo interrogare la Giunta per quanto riguarda un'altra partita di treni. Questi però sono stati acquistati dalla società Ferrovie Udine Cividale, il FUC, e servono sostanzialmente al trasporto del traffico merci. Abbiamo avuto notizie e segnalazione che molti di questi treni adibiti al trasporto merci sono fermi presso gli scali merci di Cussignaco, Bottenicco e Cervignano. Vorremmo anche una maggiore chiarezza su quanto ci sono costati questi treni, perché noi abbiamo avuto notizia di un acquisto che riguarda 20 carri a 3 carrelli, 32 carri a 2 carrelli, qualcuno parla di 3 milioni di euro che sono stati spesi per 35 carri, il presidente che c'era Leonarduzzi del FUC ha detto che in totale per questi carri sono stati spesi 15 milioni, per cui abbiamo anche una necessità di capire quanti soldi sono stati spesi, ma soprattutto del perché questi carri non vengono utilizzati, del perché sono fermi, perché a differenza dei Civity, questi treni che dovrebbero servire ai nostri pendolari, ma che invece sono parcheggiati anche questi nelle varie stazioni tra Cervignano, Trieste e nella nostra regione, a differenza dei Civity, questi avrebbero ottenuto il certificato di circolabilità dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza Ferroviaria,
ma come detto non stanno circolando, per cui vorremmo capire se avremo modo di vederli in circolazione o qual è il reale motivo per cui sono fermi. Grazie. Grazie Assessore Santoro per la risposta, prego. Allora, consigliere Sergo, con riferimento ai quesiti da lei posti, le fornisco i seguenti chiarimenti. Con fondi della finanziaria 2009, nel quadro del potenziamento della società Ferrovie Udine Civitale, sono stati concessi fondi e ne è stata disposta l'erogazione a rate alla medesima società per totali 15 milioni, in ragione di 1,5 milioni annuo per 10 anni, a copertura in linea capitale ed interessi di mutuo che la medesima società ha acceso con la Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo. Con il ricavato di tale mutuo, 10.650.000 euro, sono stati acquistati materiale rotabile e locomotori dedicati al trasporto delle merci. Tale materiale è composto da 2 locomotori nuovi Siemens Taurus politensione adatti alla circolazione su rete ferroviaria italiana RFI e sulle reti slovena, austriaca e tedesca, e 52 carri merci per il trasporto di contenitori costruiti dalla ditta EKK, una serie di nomi che le lascio per iscritto, con sede in Polonia, dei quali 20 da 90 piedi e 32 da 60 piedi. I carri acquisiti erano in origine provvisti di omologazione e certificazioni finalizzate alla circolazione, fatta salva l'indispensabile integrazione documentale a cura di FUC per l'immatricolazione, la circolabilità su rete RFI come ECM, soggetto responsabile per la manutenzione. Gli uffici del servizio mobilità hanno verificato la presenza del materiale rotabile presso l'Interporto di Cervignano del Friuli in data 6 marzo 2013 e 20 giugno 2013. Si ricorda che nel periodo intercorso tra il mese di maggio 2012 e la fine del mese di maggio 2013 i carri non sono stati utilizzati per le finalità indicate dall'originario programma di investimento a causa della mancanza di occasioni commerciali di trasporto merci che ha impedito il loro effettivo impiego. A seguito dell'entrata in vigore del DM 21 dicembre 2012 relativo all'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto delle merci, la FUC ha avviato l'iter di certificazione quale soggetto responsabile di manutenzione SRM, dopo aver individuato in Ital Certifer il soggetto certificatore. Infine, a settembre 2013, l'ente certificatore, dopo aver esperito la procedura di audit, ha rilasciato un primo rapporto di valutazione. Alla luce degli esiti positivi emersi dall'audit è prevista una seconda ispezione da tenersi nel mese di dicembre 2013 che comporterà presumibilmente entro il primo trimestre del 2014 il conseguimento della certificazione. A quel punto i carri in questione potranno circolare sulla rete ferroviaria, mentre, come è noto, i 2 locomotori sono già in circolazione da tempo. Per quanto concerne l'affermazione relativa alla presenza di container in-off-ride, si tratta di accessori sperimentali che servono per poter portare materiale ferroso tipo tubi, tondini, laminati, bramme, eccetera. Sono costruiti dalla ditta In-Off-Ride, ma sono in prestito quali attrezzi sperimentali presso la FUC per le opportune verifiche tecniche. Non rientrano pertanto nel patrimonio di FUC e non sono stati acquisiti. Relativamente alla formazione dell'interrogante sul fatto che 3 carri da 90 piedi sarebbero fermi per problemi di incrocio e di sensori di binario, la società ha comunicato che tale informazione non è veritiera, in quanto tutti i carri possono circolare liberamente sia sulla rete RFI sia sulla rete sociale senza alcun impedimento di natura tecnica. Grazie, do la parola a Sergo per la replica. Ok, grazie Assessore. Io ovviamente posso ritenermi soddisfatto per la sua dettagliata risposta, poi ne avremo anche magari una risposta scritta a disposizione. Devo comunque rimarcare il fatto che lei ci ha confermato che questi carri non sono stati utilizzati per la mancanza di occasioni commerciali.
in sostanza. E quindi sì, io mi auguro che quando siano stati in qualche modo ordinati questi carri qualcuno presupponesse che ci fosse la necessità, e invece lei mi conferma che non c'era, quindi abbiamo speso dei soldi per nulla. Questo è bene che la gente, ovviamente i cittadini lo sappiano, e ci sarebbe anche un discorso da fare sul trasporto e sul traffico merci della nostra regione, ma visto che abbiamo una mozione sulla TAV proprio su questo, a breve mi prenderò il tempo necessario per fare le considerazioni anche su questo. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'Iri. Non rileggerò. Riassumendo il tema e l'argomento della nostra interrogazione, va ad affrontare una problematica relativa alle controllate delle società partecipate direttamente o controllate dalla Regione a livelli successivi al primo, per i quali attualmente non sono pubblicati o resi pubblici i dettagli degli incarichi dirigenti o dei consigli di amministrazione. In merito appunto chiediamo chiarimenti, soprattutto tenendo conto della possibilità e dell'occasione che ci siano dei doppi incarichi retribuiti e remunerati ogni volta. Grazie. Grazie. La parola all'assessore Santoro. Grazie consigliera Bianchi. Il dottor Sergio Dressi è presidente dell'aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA dal 2009 ed è stato riconfermato in tale carica nel 2012. Ricopre inoltre la carica di presidente dell'aeroporto Friuli Venezia Giulia Security SRL dal 2012. Con riferimento all'aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA, nell'assemblea del 5 giugno 2012, convocata per provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo, il compenso del Presidente è stato fissato in euro 50.000, il compenso stabilito in precedenza ammontava a 60.000. Tale determinazione è stata compiuta in applicazione dell'articolo 12,9 della legge regionale 22/2010, il quale stabilisce che compensi di cui all'articolo 2389, primo comma, dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione devono essere ridotti del 10%. Tale riduzione è prevista a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio a seguito della data di entrata in vigore della legge appunto del 2010. Con riguardo all'aeroporto FVG SPA, tale disposizione ha potuto trovare applicazione in occasione dell'assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, come dicevamo, nel 2012. Si precisa che il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 prevede la riduzione del compenso, ovvero del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea. Si ricorda che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo il Consiglio di amministrazione è competente a stabilire, sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione dell'aeroporto FVG SPA ha riconosciuto al Presidente, in virtù delle deleghe esso conferite, l'ulteriore emolumento pari a euro 40.000. Tale importo è il medesimo attribuito dal Presidente CDA al Presidente per le deleghe allo stesso conferito. Per quanto sopra, il compenso complessivo spettato al Presidente dell'aeroporto FVG SPA, prima ammontante a euro 100.000, quindi si attesta ora su 90.000. Si evidenzia che il compenso stabilito dall'Assemblea nel corso del 2012 ha una validità triennale, in quanto l'organo amministrativo è stato nominato per una durata di 3 esercizi. Di conseguenza non si potranno prevedere ulteriori riduzioni con riferimento specifico all'anno 2013. Con riferimento alla FVG Security SRL, l'Assemblea dei soci, di cui l'aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA è socio unico, in data 27 aprile 2012
in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, ha fissato in euro 20.000 il compenso del Presidente, in precedenza stabilito in euro 25.000. Grazie Assessore. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. Grazie, la spiegazione è stata esaustiva. Naturalmente ci piacerebbe riuscire ad evitare che stesse persone occupino posti diversi e accumulino remunerazioni. Allora, prima di dare la parola al consigliere Sergo, comunico che l'assessore non è riuscita a reperire le informazioni necessarie a darle la risposta a ciò che chiedeva. Quindi scatterebbe il giustificato impedimento che tramuterebbe la sua interrogazione in interrogazione a risposta scritta. Se lei concorda, prego. Allora, sì, grazie Presidente. Io posso anche concordare, però visto che abbiamo presentato interrogazioni a maggio e ancora dobbiamo avere risposta, chiedo cortesemente all'assessore che la risposta, anche se scritta, sia quanto più immediata possibile. Grazie. Va bene, grazie. L'assessore si impegna affinché ci sia. Preso atto che tra le aziende sanitarie regionali sussiste disparità di trattamento nei casi di obiezione, in quanto la sola ASS1 Triestina irroga sanzioni nei confronti dei genitori dissenzienti alla vaccinazione obbligatoria. Ha avuto notizia dai mezzi di informazione che è intenzione della Regione sospendere l'obbligo vaccinale in età infantile e le relative sanzioni amministrativa, tenuto conto dei contenziosi tuttora pendenti di fronte al Tribunale di Trieste e di un precedente a favore dei genitori obiettori in maniera di vaccinazione obbligatoria, considerati gli altri costi che tali contenziosi potrebbero far gravare sull'azienda sanitaria triestina in caso di soccombenza in tali giudizi, rilevato inoltre l'assoluta necessità e urgenza di un indirizzo da parte dell'organo politico regionale in tale senso, si interroga la Giunta regionale per sapere se intenda adottare urgentemente un atto con il quale sospenda in maniera uniforme su tutto il territorio regionale da parte di tutte le aziende sanitarie regionali l'applicazione della sanzione nei confronti di chi si rifiuti di sottoporre i minori a vaccinazione non per incuria o trascuratezza verso il minore, ma per personale convincimento, facendo cessare così le discriminazioni esistenti fra territori regionali diversi. Grazie, la parola all'assessore Tedesca. Consigliere Ussai. Allora, già a partire dall'anno 2002 è stato avviato in Friuli Venezia Giulia un processo di riordino delle attività vaccinali riguardante sia gli aspetti strutturali sia quelli organizzativi, che rispondeva a una forte esigenza delle istanze regionali a perseguire l'obiettivo di miglioramento della qualità dei servizi di vaccinazione nel rispetto dei requisiti indicati dall'allora Piano Nazionale Vaccini 99-2000. Nel corso degli anni si è fatto molto anche in termini di formazione, aggiornamento e disponibilità di linee guida certificate, disciplinando la seduta vaccinale e definendo ruoli e responsabilità delle diverse figure professionali in ordine alle procedure e alle fasi operative della seduta stessa. Pertanto tutti i servizi vaccinali sono dotati di procedure per ciascun livello di processo vaccinale, compresa una procedura standardizzata per la gestione dell'inadempienza all'obbligo di vaccinazione in età pediatrica, proprio perché i servizi vaccinali si stanno da anni confrontando con il fenomeno del rifiuto vaccinale, superando i vecchi paradigmi attraverso cui si erogavano le vaccinazioni infantili. In merito alla gestione dell'inadempienza all'obbligo vaccinale, in virtù dell'autonomia conferita alle aziende sanitarie, alla conclusione di una procedura ben definita che prevede una serie di interventi di crescente impegno nei confronti della famiglia del minore, che vanno dai richiami formali agli incontri informativi, che peraltro sono spesso disattesi dagli stessi genitori che oppongono un rifiuto, oppure una richiesta di informazioni a volte esasperata e strumentale, sino alla richiesta di sottoscrizione del diniego, i comportamenti sono attualmente differenti, da quelli più incisivi di sanzione da parte di alcune aziende e di segnalazione al Tribunale dei minori, a quelli meno formali con sospensione di detti provvedimenti.
A fronte di questa situazione, per garantire un'uniformità di approccio per tutti i cittadini della Regione, non ritenendo prevalente l'aspetto sanzionatorio e nel rispetto delle convinzioni dei singoli individui, il mio assessorato ha già proposto a settembre una delibera di giunta che sospendesse su tutto il territorio regionale e da parte di tutte le aziende sanitarie l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti di genitori che si rifiutano di sottoporre i minori alle vaccinazioni obbligatorie. Questo anche alla luce di un successivo percorso verso il superamento dell'obbligo vaccinale, così come auspicato dall'attuale piano di prevenzione vaccinale 2012-2014. Tuttavia, le successive valutazioni effettuate dagli uffici del Segretariato Generale hanno fatto emergere la necessità di un ulteriore approfondimento, tutto giuridico a questo punto, con il Ministero della Salute, adducendo motivazioni di legittimità atto a valutare il grado di maturità del sistema vaccinale del Friuli Venezia Giulia a raggiungere un graduale superamento dell'obbligo vaccinale. Gli organismi regionali deputati alla materia insieme con i tecnici stanno valutando le modalità più idonee per definire le procedure. Praticamente, come lei probabilmente ben sa, quando si raggiunge un livello tale, un grado tale di maturità dal punto di vista vaccinale, il rifiuto alla vaccinazione di una piccolissima, minima parte di popolazione consente il rispetto della libertà degli individui e nello stesso tempo non inficia, diciamo così, la protezione complessiva della popolazione. Questo però anche i tecnici dicono che va comunque verificato con una serie di indicatori. Grazie, do la parola al consigliere Ussai per la replica. Sì, mi ritengo soddisfatto, anche se io auspicherei veramente una presa di posizione forte in questa direzione, nel senso che la delibera c'era, poi non è andata avanti. Sappiamo che predisporre, come anche dava notizia al giornale, un disegno di legge presuppone dei tempi molto lunghi. È vero, come diceva l'assessore, che per cui l'iter legislativo, ma anche valutare la maturità del sistema vaccinale regionale, che appunto riguarda sia la copertura vaccinale ma anche un sistema informativo efficace, e anche la sorveglianza sulle malattie trasmissibili e un buon sistema di monitoraggio degli effetti avversi a vaccini presuppone del tempo. Queste indicazioni erano già presenti nel piano nazionale 2005-2007, vengono ripresi nel piano nazionale 2012-2014, data l'urgenza e i costi che potrebbero gravare sull'azienda sanitaria numero 1. Appunto c'è, come citavo anche nell'interrogazione, già un pronunciamento positivo a favore dei genitori ricorrenti, per cui a cui è stata annullata la sanzione di 230 euro. L'addebito delle spese legali all'azienda sanitaria è di 1.500 euro. Adesso, a seguito di questa sentenza, potrebbe moltiplicarsi il numero di contenziosi. È il nostro parere opportuno che la delibera che avvalla, no, sia quanto prima firmata, per dopo dar modo con tutta calma di addivenire a un disegno di legge. Grazie. Grazie a lei. Do la parola al consigliere Graton per l'IRI numero 68. Prego. Sì, grazie Presidente. Questa IRI vuole mettere in risalto... alla quale darà risposta l'assessore Vito. Grazie Presidente. Preso atto di quanto riportato dai mezzi di informazione locali in merito a dichiarazioni rilasciate da figure apicali dell'ARPA FVG, secondo le quali l'impianto della centrale A2A di Monfalcone non produrrebbe inquinamento da mercurio, preso atto che tali dichiarazioni smentiscono di fatto quanto redatto nello studio del 2013 della stessa ARPA FVG, ritenuto che in luogo del monitoraggio svolto da tale agenzia regionale a mezzo di centraline sarebbe indubbiamente meno costoso e più utile utilizzare un rilevamento attraverso il biomonitoraggio dei licheni presenti sul suolo, preso atto del fatto che in tutte le procedure AIA degli impianti più impattanti la verifica della biodiversità lichenica viene considerata abitualmente come elemento informativo utile per conoscere lo stato di salute delle aree sulle quali sorgono tali impianti,
Ritenuto opportuno affidare uno studio in merito all'inquinamento da mercurio ad un soggetto diverso da quello che lo ha svolto fino ad ora, al fine di garantire terzietà in merito agli studi sin qui effettuati e anche alla luce delle discordanti affermazioni di cui sopra, si interroga la Giunta regionale per sapere se la Regione intenda commissionare un nuovo studio sull'inquinamento da mercurio prodotto dalla centrale A2A, non più all'ARPA FVG, ma a un organismo terzo, quale un'università della Regione che annoveri esperienze pregresse nel biomonitoraggio dei licheni al suolo. Grazie. Hvala svetnica, odgovarja odbornica Sara Vito. Risponde l'assessore Vito. Allora, bene, consigliere Del Zovo, le rispondo nuovamente ad un'IRI che lei mi presenta sulla centrale termoelettrica di Monfalcone. So che è appunto un argomento che anche a lei come a questa giunta sta molto a cuore. Poi diciamo che è anche sicuramente uno degli argomenti sui quali c'è una particolare attenzione della comunità e insomma anche i mezzi di comunicazione, in particolare il quotidiano locale, dedica, direi, se non ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, attenzione a questo argomento. In questi giorni anche sui media si sono susseguite molte notizie relative al tema appunto dell'inquinamento della città di Monfalconese, territorio della nostra regione ad elevata vocazione industriale. Allora è doveroso premettere che chiaramente la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente sono tra i principali temi di interesse della regione e degli enti locali territorialmente coinvolti. Cioè tutti i controlli di legge vengono puntualmente effettuati dalle autorità competenti, in particolare da ARPA, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Il tavolo tecnico, di cui lei chiaramente sa che è a conoscenza della sua esistenza, è un tavolo tecnico ambientale che è istituito dal Comune di Monfalcone con A2A, la Regione, la Provincia e l'ARPA e segue da tempo le tematiche ambientali del Monfalconese con particolare attenzione alla presenza appunto della centrale termoelettrica. Quest'anno ARPA FVG ha già realizzato un biomonitoraggio, che è la cosa a cui lei appunto prima accennava, attraverso l'uso dei licheni localizzati su tutto però il territorio regionale senza fare nemmeno riferimento al valore dei metalli pesanti. Le rilevazioni fatte da ARPA nel territorio monfalconese si riferiscono ad alcuni parametri come l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le polveri, ma sono carenti di informazioni su alcuni inquinanti come i metalli pesanti e peraltro prevedendo un unico punto di rilievo nel territorio monfalconese vicino ad un'arteria stradale ad elevata densità di traffico, quindi nel monfalconese c'era comunque un unico punto soltanto di rilevamento. Ho ritenuto pertanto opportuno richiedere con urgenza ad ARPA, già in un incontro preliminare poi che ho formalizzato con una nota dell'11 di novembre, uno studio approfondito e specifico sulla qualità dell'aria del territorio monfalconese, che preveda, oltre all'utilizzo delle apparecchiature automatiche per la rilevazione su base chimico-fisica, cioè quelle famose centraline, anche però l'uso dei licheni epifiti come bioindicatori, al fine di certificare il livello di emissioni nell'aria con particolare riguardo ai metalli pesanti, e ciò al fine di avere una nuova analisi aggiornata e completa, cioè su tutto. ARPA possiede le professionalità per fare in modo scrupoloso questo studio, senza bisogno di commissionare questa indagine all'esterno con un conseguente aggravio di spese di risorse pubbliche. In condivisione inoltre con l'assessore Telesca abbiamo anche dato incarico alla direzione sanitaria e stessa ARPA di collaborare per l'avvio di uno studio epidemiologico ad oggi mai realizzato, come l'avevo peraltro già anticipato. Di tale richiesta darò inoltre comunicazione ai sindaci e al Presidente della provincia di Gorizia affinché il territorio abbia riscontro delle azioni intraprese. Grazie, la parola dal Zovo per la replica. Sì, grazie Assessore. Sì, non vogliamo sminuire insomma, la capacità dell'organismo ARPA, ma comunque rimaniamo dell'idea che forse far svolgere lo studio a una terza parte sarebbe stato meglio, insomma, anche visti insomma, gli ultimi sviluppi e le ultime notizie che abbiamo da Vado Ligure. E comunque sì, sono parzialmente soddisfatta anche perché è stato insomma, messo in campo sia lo studio epidemiologico che l'uso dei... Grazie. Grazie a lei.